Sono due le offerte ricevute da intermediari alla Regione Veneto per l'acquisto rispettivamente di 12 e 15 milioni di dosi di vaccino. Intermediari con cui in passato erano già state acquistate mascherine o altro materiale. Dall'inizio della pandemia il Veneto ha speso 400 milioni di euro per la lotta al Covid e per il direttore generale alla sanità Luciano Flor lo ha sempre fatto con trattative alla luce del sole e attraverso il dialogo con AIFA. Verso fine gennaio cominciano ad arrivare più o meno precise informazioni di disponibilità di fornitura di vaccino. Sembra che ci siano vaccini disponibili sotto forma di mail, sotto forma di messaggi, messaggi mail fondamentalmente, no? Se vi interessa vaccino. Allora, prima di fare qualunque cosa, voi lo sapete, noi il 3 febbraio abbiamo detto ma noi possiamo occuparci di questa cosa. Questa è l'azione immorale che abbiamo fatto finora, perché più in là di qua non siamo andati. Questo grave comportamento immorale è, nella situazione di disponibilità di vaccini in cui ci trovavamo, a chi ci ha scritto abbiamo chiesto fammi vedere che cos'hai. È vero che tu hai vaccini? Vorrei sapere qualcosa di più. Faccio presente che 2 di questi interlocutori sono interlocutori da cui abbiamo comperato dispositivi di protezione, vedi mascherine, quando non ce n'era. Quando in primavera non si trovavano mascherine, non si trovavano ventilatori, 2 di queste persone, che sono 2 di questi enti, entità, chiamateli come volete, sono persone da cui abbiamo acquistato in precedenza materiale. E abbiamo chiesto, diteci se è vero. Perché abbiamo chiesto ad AIFA, AIFA ci ha indirizzato alla struttura commissariale del governo e noi scriveremo alla struttura commissariale del governo dicendo a che punto siamo. Semplicemente. L'abbiamo detto dal primo giorno. E informandolo di cosa abbiamo trovato.